oggi la Quinta Commissione ha approvato una risoluzione rivolta al Presidente della Regione e questa risoluzione riguarda l'eolico che si intende fare a ovest delle isole Egadi e riguarda un impianto di 190 corpi di strutture per 150 metri di altezza. Questo impianto che si vuole fare, vedi caso, è un impianto unico in Italia, perché noi dobbiamo pagare il prezzo per la decarbonizzazione, come allora l'abbiamo pagato per il petrolio e abbiamo fatto l'intervento a Gela, abbiamo fatto l'intervento a Priolo e abbiamo fatto l'intervento a Milazzo. Ora il prezzo lo paghiamo in Sicilia. Ma perché lo dobbiamo pagare? Lo devono pagare accanto a Capri? Ma perché lo devono pagare accanto all'isola d'Elba? Ma perché lo devono pagare accanto alle Tremiti? Ma se c'è la Sicilia che è vocata a pagare questo tipo di prezzi, e quindi questo prezzo lo dobbiamo pagare noi, caro Presidente dell'Assemblea, e lo dobbiamo pagare senza che ad oggi abbiamo un riscontro di quello che può ricadere in Sicilia, perché ci risulta che l'energia prodotta per 3,5 milioni di cittadini è immessa nella rete per giunta nazionale, e così come prima si sono portati il petrolio, ora si portano anche l'energia elettrica che noi dobbiamo produrre. Mi fa ancora più fastidio perché questa struttura è una struttura che viene realizzata a 60 chilometri dalla costa, non la vede nessuno. L'impresa che scrive e ci comunica a tutti non la vede nessuno. No, non è così, perché è a 60 chilometri dalla costa, ma si trova nel centro del Mediterraneo, dove avvengono le attività delle marinerie, dove avvengono le attività del turismo nautico che si sposta da tutto l'est del Mediterraneo verso l'ovest, da tutte le Baleari, da tutta l'entrata da Gibilterra, che si sposta dalla Sicilia, tutto quello che passa verso l'Egeo, verso il mare Egeo, verso la Turchia, verso Suez, passa da quell'area, e noi creiamo un muro dove non si potrà passare. Chi vuole passare da quell'area, caro capogruppo, deve passare o a nord o a sud di questa immensa struttura. Non solo, non è lontana da tutti. Accanto a quella area, a pochi chilometri, esiste il cimitero delle navi romane, che allora è individuato dalla buonanima di Tusa, perché il banco di Scherchi e di Silvia, che raggiunge mezzo metro di altezza e che si trovava nella rotta tra Roma e Cartagine, ci provocò centinaia e forse chissà anche più di affondamenti di navi romane, e si trovano tutte in quell'area. Signori, ma è possibile che non si sente il governo su una cosa del genere? C'è possibile che il Presidente della Regione non grida allo scandalo? Cioè, dico, un attimo, fermiamoci, e tutti noi corriamo con lui. Cioè, quindi io la prego, Vicepresidente, così come ho detto la scorsa volta, l'intervento sulle Camere di Commercio, cioè di dirgli, il Presidente lo sa perché io sono andato dal Presidente della Regione prima di andare in Commissione a parlargli di tutto questo, non andavo, e lui mi ha ricevuto subito, garbatamente. Io non ero mai stata in questa legislatura dal Presidente della Regione. Da questa legislatura. No, poi io dal 1986 entro nel Palazzo dei Normanni, quando ero piccolino. E in questa legislatura non c'ero mai stato. Sono andato dal Presidente della Regione quando mi sono reso conto di quello che stavano facendo, perché durante una trasmissione televisiva io mi accorsi dove era l'area, e siccome la conosco per la navigazione mi sono sconvolto, cioè perché non è un'area qualunque. Loro hanno individuato quell'area perché ci sono bassi fondali e quindi ancorare le turbine gli viene molto più semplice rispetto al terreno, al terreno meridionale, dove le profondità sono di 800-1000 metri. Là sono bassi fondi, ma sono bassi fondi proprio perché dal punto di vista dell'ecosistema sono patrimoni immensi, sono protetti dall'UNESCO.
quindi io vi prego, vi supplico, siccome ci sono tanti soldini che si stanno spendendo, 9 miliardi, 7, 6, ormai abbiamo perso il conto, ho capito che ci sono solo di manutenzione 100 milioni di euro che vengono spesi ogni anno, e siccome c'è un giro di risorse immenso, io non vorrei che alcuni si stiano svendendo quest'ulteriore bene che abbiamo a mare. Quindi vi supplico, siamo accanto a voi per urlare, per fare tutte le battaglie che volete, ma non è possibile che il Presidente della Regione, che ha conoscenza, perché gliel'ho messo io, conoscenza di questo percorso già alcune settimane fa, di assumere una posizione forte. Ma non per dire, e concludo subito Presidente, no a priori, non c'è nessuno. Oggi ne abbiamo discusso tutti, siamo tutti d'accordo, ma se dobbiamo fare un sacrificio relativo all'eolica a mare, una parte lo facciamo qui e dove più lontano possibile dalle zone archeologiche e ambientali, una parte lo facciamo nel Tirreno, una parte lo facciamo accanto lo facciamo accanto all'isola d'Elba, a Capraia, a Ventotene, a Capri, ce lo dividiamo. Questa scommessa verso la decarbonizzazione ce la dividiamo, è quello che io mi aspetto anche dalle organizzazioni che si occupano di ambientalismo, di tutela dell'ambiente, del mare, che parlino lo stesso linguaggio. Non diciamo no. Noi diciamo sì, ma che questo peso sulla decarbonizzazione venga smaltito su questo mare, che è un mare ampio, e quanto più lontano possibile dai beni ambientali e archeologici più importanti della nostra area. Grazie Presidente.